Parliamo di questa iniziativa che interessa dell'attività della Fondazione nell'ambito di un progetto Parchium in collaborazione con gli Archivi di Stato. Sì, assolutamente. Questo progetto che fa parte dei nostri progetti, quelli per i quali la Agrigento ha ottenuto il titolo di capitale italiana della cultura, dei famosi 44 progetti del dossier, è un progetto molto importante perché a mio giudizio collega passato e presente e futuro e riguarda non solo diciamo, le generazioni nostre, ma soprattutto i ragazzi che sono ormai i protagonisti dell'era digitale. Quindi abbiamo qui infatti oggi una rappresentanza e sono molto contenta di questo, come per altri progetti abbiamo tenuto molto anche a sviluppare questa componente della scuola che è stata peraltro sempre molto proattiva, molto interessata laddove sono stati coinvolti. In alcuni casi sono stati anche protagonisti di nostri progetti di fondazione e quindi questo è ancora più importante perché il passato rappresentato dalla ricchezza che abbiamo qua, la ricchezza storica, archeologica, unica al mondo direi, con il futuro della digitalizzazione. Un progetto che poi rimarrà, ma non solo, come dirà poi la direttrice dell'Archivio di Stato, andrà avanti e sarà ulteriormente arricchito proprio nei termini di digitalizzazione, poco fa ne parlavamo, anche con la possibilità che ci sarà sviluppata successivamente di poter avere anche una traduzione quasi simultanea dei documenti scritti in lingua originale che spesso non si possono, non tutti siamo in condizione di poterlo comprendere, quindi ha una valenza molto importante perché intanto è anche una cosa che resta, che tanto e quindi dà il valore ancora di più a ai progetti proprio di Agrigento Capitale. Parliamo di questi progetti in itinere. A dicembre so che avete praticamente esitato quelli presentati. Ecco, se ci può fare un po' un'anticipazione di quello che la gente potrà assistere a dicembre. Quindi a dicembre avremo innanzitutto una cosa carina che ha avuto anche molto successo, il treno storico animato, come lo diciamo, come è previsto dal progetto, con una troupe teatrale che nella tratta Agrigento-Porto Empedocle si presenterà all'interno dei vagoni e farà delle performance teatrali ispirate ai maggiori diciamo, protagonisti di Agrigento, Pirandello, Camilleri, e ha avuto già molto successo e anche ci saranno altre due corse proprio a dicembre. Poi ovviamente la cosa più importante, mercoledì inaugureremo la mostra di Baschi che chiaramente è il progetto di punta di tutto il cartellone, anche se tutti diciamo, gli eventi hanno avuto la loro importanza e spesso particolarità e anche internazionalità, perché bisogna dire che anche i progetti non hanno avuto solo diciamo degli artisti o locali o italiani, ma anche degli artisti internazionali. Ricordo per esempio anche il il concerto di quella musica diciamo moderna del Clang Forum, che è stato pure un evento particolare con il quale abbiamo iniziato e che ha avuto un riscontro anche in Austria, è stato sviluppato anche un servizio alla televisione austriaca proprio per valorizzare e per portare a conoscenza all'estero questo progetto. E poi ci saranno, inaugureremo anche, io sto andando là nell'ambito della Via degli Aromi, un altro progetto che è basato sul valore della terra e sui prodotti della terra, che qua è pure un elemento fondamentale non solo dico del nostro dossier che come sapete si basa sui 4 elementi di Empedocle, ma proprio perché questo territorio, su questo territorio la terra ha un valore particolare di tradizione e di sviluppo che in questo momento si accoppia anche ad uno sviluppo economico-turistico perché sappiamo che la gente viaggia anche da un punto di vista per scoprire anche le bellezze alimentari e qua abbiamo un'enorme ricchezza. Avremo ancora diciamo, altri progetti che si svilupperanno, uno che faremo pure a dicembre che riguarderà le trasformazioni urbanistiche nell'ambito della migrazione e questo sarà sviluppato dall'Università di Palermo e ancora altre cose. Finiremo tutti i progetti comunque entro dicembre, lo voglio dire, è stata una rincorsa, è stato molto difficile perché abbiamo dovuto lavorare tanto, abbiamo lavorato a testa bassa, spesso siamo stati attaccati, ma non ci siamo fatti abbattere, ecco questo è importante.
parliamo di questa iniziativa stamattina dove si parla dei parchi che l'Archivio di Stato ha organizzato nell'ambito di Agrigento 2025. Su invito della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, l'Archivio di Stato di Agrigento presenta oggi il progetto Parchium. L'archivio racconta un progetto sviluppato nell'ambito del PON FESR 2014-2020 che ha avuto importanti evoluzioni negli ultimi 2 anni attraverso i progetti collaterali. Oggi è un modo per riflettere su quello che è il ruolo e il valore della digitalizzazione degli archivi nella nuova dimensione di fruizione del patrimonio archivistico italiano. Si parlerà anche di altri aspetti che riguardano la comunicazione, la disseminazione e soprattutto l'educazione al patrimonio culturale.